Bentrovati. Questo fine settimana arrivano in Friuli Venezia Giulia alcuni big nazionali della Lega Nord che parteciperanno anche alla festa del partito a Torre, per cui mi sembra giusto fare alcune considerazioni. Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco leghista di Treviso, era soprannominato il sindaco sceriffo. Ecco alcune sue vecchie dichiarazioni, e scusate la volgarità a cui sono costretto, ma voglio usare le parole dello stesso Gentilini per sottolineare l'infimo livello del dibattito politico in cui siamo sprofondati ormai da troppi anni. Agli extracomunitari che si fermano in Italia andrebbero prese non solo le impronte delle dita, ma dei piedi e anche del naso se ne occorre. Voglio rivoluzione nei confronti dei nomadi, degli zingari. Io ho distrutto 2 campi nomadi a Treviso e adesso non ce n'è più neanche uno. Voglio eliminare i bambini degli zingari che vanno a rubare gli anziani. Se Maroni ha detto tolleranza zero, io voglio tolleranza doppio zero. Gli extracomunitari bisognerebbe vestirli da reprotti per fare ping ping col fucile. Darò immediatamente a disposizione la mia comandante dei vigili urbani affinché faccia pulizia etnica dei culattoni. I culattoni devono andare in altri capoluoghi di regione che sono disposti ad accoglierli. Qui a Treviso non c'è nessuna possibilità per culattoni o simili. Sempre Gentilini, dopo un grave fatto di cronaca nera avvenuto a Gorgo al Monticano, dove era stata violentata una donna ad opera di extracomunitari, se ne uscì con questa dichiarazione. A Gorgo hanno violentato una donna con uno scalpello davanti e di dietro. Rivolgendosi poi all'allora ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio, tuonò: e io dico a Pecoraro Scanio che voglio che succeda la stessa cosa a sua sorella o a sua madre, e già che parliamo di culi sia chiaro che anche i gay io non li voglio vedere per le strade. Una decina di giorni dopo questa dichiarazione, Roberto Maroni, Luca Zaia e Flavio Tosi erano a Treviso a sostenere la candidatura a sindaco di Gentilini. Tosi, sindaco di Verona, dal palco dove si teneva il comizio, disse, tra l'altro: Tosi ha copiato da Gentilini il modo di fare il sindaco, mentre Zaia, attuale governatore del Veneto: io sono qui per assicurare i fedeli che quel signore lì, indicando Gentilini, continuerà col suo Vangelo. E Maroni, attuale governatore della Lombardia, sparò: io ho imparato a fare il ministro dell'interno dal sindaco Gentilini. Gentilini è un maestro, un punto di riferimento. Lui è lo sceriffo numero 1, io sono lo sceriffo numero 2. A questo punto si può dire che Maroni, Zaia e Tosi hanno avuto in Gentilini un cattivo maestro e che certi insegnanti ti segnano per la vita? Io penso proprio di sì. E ora sentite la prosa dell'europarlamentare leghista Borghezio a proposito dei muri che sta costruendo il fascistoide premier ungherese Viktor Orban. Orban diventerà sicuramente un punto di riferimento nel momento in cui si erge giustamente dei muri contro l'invasione. Quel luogo diventa un luogo sacro. Rinasce così il sacro romano impero. E ancora, la politica dell'Unione Europea che vuole imporre sanzioni e che fa come l'Ungheria? Diktat da buonismo del cazzo, come le mezze zeghe della nostra politica. Se fosse dignitosa questa Europa, quando arriva uno scafista gli spara in testa. Come vedete, roba da TSO immediato. Per cui rimangono ancora valide le parole dell'ex parlamentare leghista Francesco Speroni, che confidò a Michele Sera durante una pausa di un dibattito televisivo di qualche anno fa: guardi, io sono volgare perché ho degli elettori volgari. E ora l'ultima perla di Salvini e la sua Lega Nord. La scorsa settimana il Parlamento europeo ha votato per la distribuzione di 120.000 rifugiati aventi diritto d'asilo da collocare negli altri paesi europei, di cui 40.000 attualmente in Italia. Ebbene, l'uomo della felpa con la scritta no immigrazione ha votato contro. Sì, avete capito bene, ha votato contro una risoluzione dell'Unione Europea che alleggeriva il paese di 40.000 profughi. Salvini si è giustificato dicendo che l'Europa non si occupa di clandestini, e questo è falso. Questi profughi non sono clandestini, ma rifugiati che hanno già acquisito il diritto d'asilo per se scappano da guerre. Evidentemente la Lega di Salvini avrebbe voluto che questi 40.000 profughi rimanessero in Italia. Fortunatamente per noi la maggioranza del Parlamento europeo ha votato a favore e circa 40.000 rifugiati lasceranno il nostro parere per cercare fortuna in altri paesi europei. Questi sono fatti e sono duri da smentire anche da Gigi Di Meo. Chiudo con le parole di un grande filosofo, Zygmunt Bauman, che in una recente intervista a proposito di questa immigrazione biblica ha detto tra l'altro: e così, Zygmunt Bauman è uno dei più grandi filosofi viventi, e così oggi la globalizzazione irrompe nelle nostre strade con tutti i suoi effetti collaterali, appunto l'invasione, ma cercare di allontanare una catastrofe mondiale com'è questo esodo
con una recinzione è come cercare di schivare la bomba atomica in cantina. Ci vediamo giovedì prossimo. Collaterali, appunto, l'invasione, ma cercare di allontanare una catastrofe mondiale com'è questo esodo con una recinzione è come cercare di schivare la bomba atomica in cantina. Ci vediamo giovedì prossimo.